Benvenute e benvenuti, sono Stefano Marchioro della Direzione Turismo di Regione del Veneto e questo è uno degli appuntamenti di Digital Tourism, un webinar in questo caso molto interessante come vedremo tra poco e come ascolterete tra poco. Gli appuntamenti di Digital Tourism, sapete, alternano momenti in presenza, come dire, nei territori, nelle destinazioni. Ricordo già sin d'ora l'appuntamento principale a Padova del 14 ottobre, l'Auditorium Centro Culturale San Gaetano, ma ci saranno a breve anche appuntamenti nel Vicentino e nel Trevigiano, quindi seguiteci, seguite, come dire, i nostri siti, le nostre piattaforme per essere aggiornati. Il format Digital Tourism è, diciamo, un'iniziativa di Regione Veneto con Fondazione Comunica, Union Camere, Unicredit diciamo, anche in collaborazione con BTO Firenze. Oggi la collaborazione si estende, particolarmente gradita, a dei partner, diciamo, di Regione Veneto, che è Risposte Turismo. Oggi abbiamo qui Anthony Lassalandra, che poi gestirà e introdurrà il tema di quest'oggi, che è molto interessante: turismo e shopping, dagli ultimi trend alle opportunità in Veneto. Si commentava prima, insomma, di iniziare il rapporto, il legame tra commercio, servizi, shopping, oggi diciamo così, e turismo è radicato nel tempo. Nessuno torna da un viaggio, da una destinazione senza portare con sé qualcosa di quella destinazione. Ma oggi, diciamo, lo shopping è diventato anche motivazione di viaggio. Pensiamo all'attrattività, insomma, delle grandi firme, della moda in genere del Made in Italy, che porta numerosi, come dire, turisti con questo obiettivo nelle nostre destinazioni, ma anche, diciamo, a visitare gli outlet che sono, diciamo, anche vocati a questa funzione. Ovviamente noi abbiamo sempre l'attenzione come Regione del Veneto, anche in coerenza col piano strategico del turismo veneto, anche un tema della sostenibilità di questo fenomeno. Ma diciamo la sostenibilità deriva anche dal valore aggiunto, dalle ricadute economiche. Non a caso abbiamo integrato nell'Osservatorio del Turismo Regionale Federato proprio negli ultimi mesi anche una valutazione sulla visit economy, sulla spesa di turisti e escursionisti in collaborazione con Mastercard, proprio perché riteniamo che non siano più tanto arrivi e presenze a codificare, come dire, la qualità del fenomeno turistico, ma sia anche evidentemente la ricaduta per imprese e destinazioni. Oggi abbiamo quindi a parlare di questo interessante argomento, appunto, Anthony Lassalandra, direttore di Risposte Turismo, ma molto altro, e poi si presenterà lui. Interverranno poi successivamente, dopo la sua introduzione, la sua presentazione, anche Valentina Coleselli, direttrice Fondazione DMO Dolomiti Bellunesi, Luca Caputo, direttore di Destination Verona e Garda Foundation, e Daniela Piccola, appunto, General Manager di MacArthur Glen Group Italia, diciamo, appunto, un partner molto interessante da questo punto di vista, un argomento, insomma, che ci introduce al fatto che nel 2024 abbiamo avuto tra i 20 e i 22 miliardi di euro di spesa turistica in shopping in Italia, insomma, ecco. E poi vedremo con Anthony anche i dati sul Veneto, le ricadute, un focus sulla nostra regione. Io non vi sottraggo altro spazio, vi auguro buon ascolto e buona visione e cedo la parola volentieri a Anthony. Grazie Anthony per essere qui con noi. Eccoci qua, buon pomeriggio, buongiorno a tutti, che so che poi questo appuntamento sarà anche possibile riascoltarlo successivamente. Grazie alla Regione del Veneto e a Digital Tourism per aver scelto di dedicare un approfondimento a un tema particolare, e in questo caso il binomio shopping e turismo, e lo proveremo a tagliare un po' con alcune delle opportunità per il Veneto. Come diceva, sì, in questo caso ci conosciamo con molti di voi, anche molti che sono in ascolto su diversi fronti, ma col ruolo di direttore di Risposte Turismo, che è la società con sede a Venezia, quindi comunque in Veneto, e che segue da tanti anni proprio questo binomio, e
l'anteprima di quello che oggi è diventato il Forum Nazionale del Forum del Turismo dello Shopping. Ricordo con piacere, partì proprio da Venezia nel 2016, quindi qualche anno fa si è evoluto nel frattempo questo binomio anche con nuove, diciamo così, con nuove sfaccettature, nuovi anche cambiamenti avvenuti e intercorsi. Una cosa, visto che comunque assieme alla direzione turismo e poi condivideremo alcuni dei materiali all'interno anche dell'osservatorio regionale e accanto all'evento produciamo un rapporto di ricerca annuale su questo tema, una lettura di un centinaio di pagine, ma che permette a chi non lo conosce, chi è interessato e vuole approfondire, di avere una visione per quanto possibile a tutto campo, basata sui numeri. Oltre ai numeri, e quindi questo poi è il rapporto che abbiamo presentato a febbraio dello scorso anno a Milano. Una prima, e qui insomma, una prima domanda, cioè perché dobbiamo interessarci allo shopping tourism, a questo binomio? Io porto quattro numeri molto veloci. 2-4 milioni sono il numero di visitatori che noi stimiamo come Risposte Turismo a livello nazionale in un lavoro, un cantiere di lavoro che realizziamo anche con una serie di altri partner per l'Italia, escluso, come si parlava prima, di visitor economy, gli escursionisti, perché ci sono tanti che decidono in giornata di fare una gita all'insegna dello shopping, quindi parliamo proprio di turisti pernottanti. Un numero, diciamo così, che ha un valore interessante, riparametrato sull'Italia, e se andiamo poi a guardare, mescoliamo, guardiamo sempre diverse fonti, sale addirittura a un 12,5% che hanno come motivazione principale, secondo i dati alle frontiere di Banca d'Italia. E ci sono dei numeri un po' più scontati: 6 su 10 sono gli stranieri che quando vengono in Italia acquistano prodotti enogastronomici durante il viaggio. L'enogastronomia caratterizza l'Italia come altri prodotti, e questo lo possiamo leggere come numero anche diciamo così, con un'opportunità di crescita ulteriore. Potrebbero diventare 8 su 10, 10 su 10, perché oggi non lo è. Ci sono naturalmente nuove opportunità anche di distribuzione del prodotto enogastronomico nazionale, anche con altri canali, che è sempre più, diciamo così, globale. Se ci focalizziamo nelle città d'arte, che sono le città d'arte, o meglio, le grandi città italiane, che sono quelle che poi hanno delle caratterizzazioni, prima si parlava di grandi firme, sicuramente Milano è dello shopping tourism nazionale la capitale di questo fenomeno, lo vediamo, ma ha anche una vocazione, una caratterizzazione molto forte. Ma come poi vedremo anche con qualche dato, il turismo dello shopping avviene in tanti luoghi. A volte sono delle città, a volte diventano anche dei luoghi connotati. Pensando naturalmente immediatamente, tuffandoci nel Veneto, a quello che possono essere le cantine, i frantoi, i luoghi di produzione. Noi in lavori, in alcuni casi che abbiamo realizzato per dei territori specifici, abbiamo scovato dei luoghi di produzione. Pensate anche semplicemente ai piatti di batteria, o più facilmente magari qualcuno appassionato di cicloturismo, a dove si producono le biciclette o certe biciclette. Ci sono delle persone, degli appassionati, che vogliono non solo acquistarla, ma anche andare a vedere dove si produce, magari lì in quel luogo comprare. Ecco che allora il binomio turismo e shopping può aprire a delle opportunità nel momento in cui vado a intercettare le passioni delle persone, che sono anche molto diverse, molto forti, tante, tante ed eterogenee. E a livello di spesa l'abbiamo stimata, perché abbiamo fatto delle indagini in queste quattro città e non solo, quindi comunque un valore economico importante in alcuni di questi centri. Ma abbiamo studiato, poi lo rivedremo anche verso la fine, come anche ci sono delle combinazioni nuove, quello del MICE, quindi dei turisti che si muovono per eventi, per fiere, e che durante la loro permanenza, o prima o dopo, può essere più nella dinamica del souvenir da portare a casa o dell'acquisto, comunque collegato a una trasferta, ma sostengono spese in shopping, quindi anche delle opportunità nuove per certi luoghi da esplorare e sviluppare al meglio, soprattutto nel momento in cui del MICE o comunque del congressuale, degli eventi aziendali, che se ne senti poi è anche quello ampio, sono delle aree da esplorare, con messaggi, con prodotti, con delle combinazioni anche nuove e più sofisticate. Sicuramente arriviamo, oggi siamo nel 2025, ci sono realtà, ci sono luoghi, ci sono app, iniziative da tempo, c'è chi ci sta lavorando da molto tempo, quindi in alcuni casi anche magari alla seconda o la terza iterazione di campagne di promozione dedicate. Non bisogna pensare che i turisti, soprattutto quelli di cui Stefan prima accennava, di turisti che hanno questa come motivazione, non ricevano altri stimoli o non siano diciamo così, contesi da tanti luoghi, destinazioni e territori. In tanti ci stanno provando a stimolare, diciamo così, l'attenzione dei turisti, e quindi si può
partire anche su, diciamo così, anche nel ragionare meglio su come fare la differenza rispetto a chi c'è. Vi mostro qualche dato, e questo è a qualche anno, era un lavoro che abbiamo fatto su Venezia, una città sicuramente caratterizzata dal turismo e da tanti anche messaggi e connotazioni sul turismo stesso, città naturalmente che ha anche un rapporto tra residenti e turisti molto delicato, ma come vedete il peso del turismo per i negozi veneziani in questo caso è molto forte, sia di chi semplicemente entra, perché magari trascorre mezz'ora all'interno di una boutique, di un luogo, di una bottega, ma anche poi di chi acquista, perché è molto vicino questo legame. E allora il turismo, questo è Venezia perché è un dato che abbiamo realizzato noi qualche anno fa, lo vedete nel pre e nell'appena post-Covid, ma comunque già il 2022 aveva flussi importanti, è il turismo per una serie di centri urbani, di luoghi, e ripeto, non solamente Venezia in Veneto, è qualcosa su cui, diciamo così, dedicare maggiore attenzione anche per il registro di comunicazione con cui mi rivolgo a un turista, a volte può essere diverso rispetto a quello del residente. E lo vedremo poi anche dei soggetti che naturalmente non erano aperti al turismo, se vogliono aprirsi e con successo verso il turismo dello shopping, non è sufficiente aprire o mantenere gli orari nel momento in cui si manifestano i flussi nelle città, ma anche sofisticare e ragionare meglio sui messaggi rivolti ai turisti. Guardiamo un po' complessivamente l'Italia e poi andiamo verso il Veneto. Un'Italia fatta di, si è parlato prima degli outlet, ci sono botteghe storiche. Noi se guardiamo solamente a 5 capoluoghi regionali, abbiamo oltre 1.000 botteghe storiche riconosciute, quindi tanti anche luoghi che hanno bisogno di attenzione e probabilmente dal turismo possono trovare nuove opportunità nel rimanere competitivi. Oltre 80 vie dello shopping, sicuramente con intensità, in alcuni casi sono più associazioni che si mettono assieme, ma anche con meno azione propositiva, in alcuni casi sono soggetti che potrebbero anche fare una differenza nel aiutare anche le città a non solo vocarsi meglio, ma lavorare meglio verso questo possibile binomio. Qui lo vedete, poi negli outlet ne parleremo anche con Daniela Bricola nelle parti finali, la crescita degli outlet che non è un fenomeno recente, lo vedete il primo outlet in Italia nel 2000 con Serravalle Designer Outlet, quindi stiamo parlando di 25 anni fa il primo, oggi ne abbiamo 27, in alcuni casi sono stati ampliamenti, in alcuni casi sono state nuove aperture, si è un po' più stabilizzato in questo momento, diciamo così, se vogliamo l'offerta probabilmente ha raggiunto a livello di aumento di numeri di questi centri in Italia un suo plateau, ma sono comunque aree e luoghi che hanno scelto di specializzarsi in questo e che fanno flussi anche importanti e su cui forse altri luoghi potrebbero, magari anche dal confronto, se non dialogare, magari imparare a migliorare. Questo lo vedete a livello di tutta Italia. Come vie dello shopping è stato, insomma, è stata una notizia di quest'anno di Napoleone, è diventata una delle vie dello shopping, la prima via dello shopping al mondo per valori di locazione, il che vuol dire naturalmente non è direttamente collegato ai turisti, ma ci indica del valore che questi luoghi, anche che i marchi hanno nei centri delle città, verso l'opportunità di aprire comunque dei luoghi di shopping nel centro è comunque importante, di cui poi 20 vie europee tra le prime 27 sono italiane, quindi comunque con un'Italia che forse oggi ancora un po' incidentalmente, senza essersi impegnata come potrebbe, continua ad avere degli ottimi risultati. Mi permetto di dire a chi ci ascolta, come forse un po' avviene con il turismo un po' in tutta Italia, no? Siamo talmente così forti già a prescindere che ci siamo forse impegnati meno nel competere. Se ci specializzassimo in più, impegnassimo di più su ognuno di questi, magari i risultati, si parlava prima di valore generato per numero di prenottamenti o presenze, potrebbe ulteriormente aumentare. Lato department store invece è un qualcosa in cui ci sono aperture, ci sono tanti luoghi in cui fare shopping, ma come sappiamo anche poi su Venezia e sul Veneto ci sono state delle chiusure, non sempre, non è semplicemente aprire un luogo di shopping per essere e si è competitivi, i turisti entrano, comprano e vendono. È anche questo una, diciamo così, un'area difficile, complicata in cui rimanere e presidiare con successo, anche perché è evidente, qui parliamo di digital tourism e anche solo un webinar con diciamo così, tutta una serie di persone coinvolte, era più complicato immaginarlo 10 anni fa o 15 anni fa, la competizione dell'online è evidente, alcuni sono riusciti a trovare dei messaggi per portare, grazie all'online, delle persone fisicamente in negozio o lavorare in multicanale, altri fanno un po' più fatica e questo poi porta i flussi ad essere meno presenti.
Come sta andando la domanda di shopping tourism? Nonostante due dei mercati, e poi lo vedremo come quello cinese e quello russo, siano ancora un po' in difficoltà, comunque noi nelle stime, incrociando diverse fonti e diversi, diciamo così, flussi che arrivano poi nelle diverse aree, lo abbiamo stimato ulteriormente in crescita di persone che hanno motivazione, anche perché il trascorrere del tempo leisure facendo probabilmente shopping, qualcosa che magari facciamo più fatica a fare a casa o nei luoghi di nostra residenza, è un qualcosa che vogliamo vivere mentre trascorriamo del tempo in vacanza. E quindi comunque lo abbiamo visto ulteriormente in crescita. Qualcosa che comunque è certificato anche Banca d'Italia, perché nell'indagine alle frontiere, lo vedete, queste colonne che sono in giallo, comunque tra il 17, il 19 e il 16% della spesa è in shopping. C'è la grossa parte di alloggio naturalmente, di ristorazione e di trasporto, ma lo shopping è una parte molto importante. Allora, forse guardiamolo non tanto come risultato conseguito, ma quello che si potrebbe fare in più. Vi do qualche spunto dalla nostra ultima indagine: circa 800 rispondenti, ci siamo focalizzati su tre nazionalità, gli italiani naturalmente, perché comunque ricordiamoci che anche se il turismo straniero e soprattutto in Veneto è una parte importante, il turismo domestico rimane comunque una parte sicuramente consistente anche poi di chi acquista, nonostante il tema della capacità di spesa sia un tema di questi ultimi anni importante. Quello degli Stati Uniti, che è un mercato interessantissimo per l'Italia, soprattutto in questi ultimi anni, diciamo così, nel post-Covid, e anche ha compensato dei cali verso altri mercati, e quello francese a cui associamo poco forse la dinamica shopping, ma assieme ad altri sono quelli che comunque poi possono dare dei risultati interessanti per le città e le destinazioni del Veneto. Di questa indagine vedete che comunque persone che hanno almeno viaggiato una volta con motivazione principale lo shopping, molti più della metà lo hanno fatto almeno una volta, e questo sicuramente è un dato di partenza. Ci sono delle spese medie in shopping e con degli orientamenti naturali. Chi è orientato, chi è un po' più attento a questo tema, come è logico, è quello che va anche un po' a spendere un po' di più, se però trova gli stimoli giusti. Non è che perché ha capacità di spesa o è interessato a fare shopping che compra a prescindere. È lì che si alza anche l'asticella verso quello che il territorio è in grado di offrirgli. Questa slide, poi ripeto, il report o le slide le avrete anche per guardare e studiare con più attenzione e più dettagli, e rimaniamo sin da ora a disposizione, così come l'invito che vi faccio, se nella chat, visto anche per mantenere un po' di interazione tra i partecipanti di questo incontro, se c'è qualche domanda specifica che volete anticipare, magari nel corso di questi minuti che trascorriamo assieme, proveremo anche ad esplorarla assieme. Lato di fattori di scelta, quello dominante, lo vedete per tutti e tre i mercati, sicuramente è un tema di tipo economico, un incentivo, lo faccio qui perché è uno sconto, un saldo, una promozione speciale, ma se guardate il secondo, troviamo vicinanza d'attrazioni o luoghi o anche di esperienze che mi interessano. Quindi combino lo shopping a qualcos'altro. Questo è un tema importante, perché a volte si lavora poco su queste combinazioni che possono precedere o seguire il momento dell'attrazione, anche e soprattutto nel momento in cui in alcuni casi magari abbiamo delle nuove istanze dei luoghi, per esempio nel flow management, nel management delle code, dell'affollamento. Se io cerco di lavorare, capire dei tempi, tempi in attesa, tempi in coda, prenoto prima, ma arrivo prima in un luogo, posso magari provare ad esplorare meglio questa opportunità, soprattutto su chi magari sta aspettando di entrare perché è il suo momento di ingresso in un museo, in un'area, in un luogo. Sono fronti di lavoro nuovi, un po' più sofisticati, su cui però ci si può trovare grandi opportunità e probabilmente anche quell'impatto economico maggiore a parità di turisti che sono presenti, che è un tema che sempre più dovremmo inserire nelle riflessioni. Poi sicuramente abbiamo le produzioni tipiche, con maggiore attenzione per alcuni mercati. I mercati come quello degli Stati Uniti sono più attenti a dinamiche come quelle del tax free, che ricordo essere un'opportunità per i turisti fuori UE, quindi comunque, ma che abbiamo anche noi italiani quando viaggiamo in altri luoghi, che in alcuni paesi sono più sensibili e pronti a conoscere. Questa è un'opportunità di vantaggio economico che ha il venire ad acquistare, per esempio, in Italia rispetto ad altri mercati, e che ha aperto, anticipo un po', ad un maggiore interesse sia di alcuni mercati come quello UK, o anche di mercati che erano interessati ad andare in Inghilterra per fare shopping perché avevano il tax free, una scelta governativa di quel paese
ha fatto togliere il tax free da quel paese e quindi anche una serie di nuovi mercati che andavano lì ce ne siamo avvantaggiati indirettamente in parte perché abbiamo adesso un vantaggio competitivo verso quel paese, soprattutto mi riferisco a mercati come quello, ad esempio, medio orientale o degli Emirati Arabi, che quindi hanno poi come tempo di viaggio e costo più o meno uguale nell'andare in Inghilterra o venire in Italia. Sono opportunità nuove che si colgono nel momento in cui siamo un pochino più dentro queste dinamiche, siamo più interessati, le seguiamo, le studiamo e proviamo anche ad intercettarle. Quindi come opportunità vi do qualche spunto da alcuni dei lavori che abbiamo realizzato in tanti anni. In questo caso era un lavoro realizzato su Torino, città analoga, non voglio fare confronti, qui ci sono tante destinazioni del Veneto, ad altre città che sono, diciamo così, hanno una connotazione turistica, ma anche connotazione comunque urbana e cittadina. Ecco, guardiamo questo 1,1%. Sono qui a Torino per fare shopping, per comprare. È un 1, è una nicchia, ma se noi andiamo ad inferire questo 1% sul totale dei visitatori, abbiamo comunque un bacino importante che è venuto per fare shopping nella destinazione in quel luogo e di cui poi, e qui siccome ci sono tante destinazioni che interessate anche a digitalizzare la propria informazione, Edge Digital Tourism come il bando collegato per esempio alle DMO collegato a questo, guardate come oltre 4 su 5 cercano luoghi dello shopping prima di scegliere una meta. Allora qui la domanda per le destinazioni presenti è quanto già inserite informazioni, elementi che però devono parlare la lingua dei turisti, la lingua dei turisti interessati a questo, non semplicemente quello che forse potrebbero trovare su Google, nel rispondere a questa istanza. Mi informo, ci sono luoghi, quali sono le aree in cui potrei fare shopping e lì, se riesco a rispondere, posso magari cogliere delle opportunità in più. Qui un confronto tra viaggiatori business leisure per ricordarvi, questo è un lavoro che abbiamo realizzato sulle città, di come quanto anche viaggiatori business, per esempio su Firenze o su Milano, due città vocate naturalmente anche ad altro, ma che li ospitano, sono comunque diciamo così, dei binomi interessanti con prodotti naturalmente diversi, perché è diverso quello che è interessato un turista business rispetto al leisure, ma sono aree esplorabili. In questo caso shopping e mais, che tipo di informazioni? Di nuovo, un tema informativo, informazioni sullo shopping o presso la sede, come mi trasporto, come mi muovo, delle informazioni probabilmente basic per chi si occupa e opera nel turismo, ma che ci devono un po' in autocritica come destinazioni e come territori chiedere quanto già io fornisco queste informazioni, ci ho lavorato, quanto sono aggiornate, attendibili e anche tagliate per il turista dello shopping che magari ha meno tempo, ha degli orari atipici rispetto a quelli di un, diciamo così, di un ospite normale. Ecco, questo è un po' l'invito su questo tema che ha tante possibili declinazioni e tante aree da esplorare, diciamo così, forse del tempo da dedicare in più. Vengo sui mercati, un po' l'ho accennato, c'è un tema di Russia in calo, di Cina e con cinesi che stilano proprio quasi la lista dei prodotti da acquistare mentre sono in vacanza e quindi la vanno un po' a fleggare quando vengono magari in Europa o russi, per cui il 65% include l'attività di shopping durante il viaggio. Altri sono questi mercati. Quello che vi dicevo, che vi ho anticipato, è quello dell'Inghilterra, proprio per dinamiche nuove a partire da Brexit, anche un minore tax free che c'è in quel luogo e che possono entrare, in cui poi, naturalmente, qui è un assaggio su questo tema, sono poi temi da esplorare. Qualche numero con anche dei mercati come quello brasiliano, in cui al pari dell'interesse del paesaggio c'è l'interesse verso lo shopping. 14% dichiara questo, che come voglio, e siamo in temi con grande attenzione verso tematiche come la sostenibilità, ma poi quando andiamo sul turista singolo quasi gli interessa i temi di shopping e lo mette alla pari di altre dinamiche che diciamo così, magari un pochino più mainstream e sottovalutiamo anche questi. Naturalmente nulla, non sono, come dire, non c'è dualismo, si può lavorare su entrambi, anzi molto si può fare anche per uno shopping più sostenibile, però sono dinamiche da non sottovalutare. Ehm, Oltre a questi, vi porto un messaggio, insomma, ecco, poi abbiamo anche con Daniela rientreremo anche un po' su questo, ma per farvi vedere queste sono le tre nazionalità che un centro come quello di MacArthur di Noventa accolgono, quindi sono i primi tre paesi per area. Come vedete appaiono anche nel long haul coreani, appaiono turchi, ma anche andiamo su mercati extra UE, appare la Svizzera, appare, quindi
il fatto è che dalla leva dello shopping possiamo dialogare, intercettare o stimolare dei mercati che magari non sono quelli tradizionali per alcuni luoghi. Vediamo questo del coreano per il long haul, ma anche di quelli di vicinanza, come della Slovenia, che avendo un centro vengono, visitano e magari possono combinare nel loro viaggio. Naturalmente è di prossimità, per cui arrivano più realisticamente in macchina, non in aereo, si muovono in un certo modo, ma a partire da questi stimoli posso ragionare come territori e destinazioni per sfruttare meglio e lavorare, ripeto, verso, qui c'è qualche esempio, ma c'è anche come quello dell'Albania, quindi poi di persone che si spostano, tornano a casa o indietro, flussi di movimenti di persone che poi sono quelle che interessano e che cerchiamo di accogliere nei nostri luoghi, nei nostri ristoranti o con tutta una serie di attività, e toccando e stimolando mercati che non siano naturalmente quello tedesco e quello austriaco per le spiagge, non solo, sono quelli più tradizionali e centrali. Eh, un piccolo, vengo verso la chiusura. Io metto nuova vocazione come punto di domanda, no, per il Veneto. Questa è una cosa che mostrammo nel 2017, realizzammo, ormai sono passati quasi 8 anni, un primo barometro con tutta una serie di operatori. E ci siamo chiesti quanto questo è cambiato in 8 anni. Vediamo le potenzialità dell'Italia, su 10 tutti erano d'accordo che ci sono enormi potenzialità. Vedevamo come attuale capacità di attrarli 6, quindi già molto meno anche l'attenzione di amministrazioni, realtà pubbliche. Sicuramente il fatto che la Regione del Veneto e la Direzione Turismo dedichi un webinar su questo è un segnale positivo, ma questo è su scala nazionale naturalmente, però forse qualcosa si può ancora fare per migliorare l'attenzione, perché solo dall'attenzione dedicarlo, inserirlo nei piani, inserirlo nelle nostre attività operative, che poi possiamo ottenere risultati, altrimenti diciamo così, il turismo incidentale che ci arriva per sbaglio, probabilmente è un po' finita questa fase, se vogliamo come dire, mi sovrappongo a parole delle elezioni, ma governare, accompagnare, orientare verso i comportamenti di consumo, di fruizione di flussi, territori più interessanti per noi, dobbiamo lavorarci. Ecco che allora sull'avviare, mettere un po' al centro il prodotto shopping con i collegamenti, le cose a volte anche molto semplici, come mi muovo, come ci arrivo, gli orari, e non cedere solamente a questo elemento informativo con quello che poi la persona può trovare online, o adesso insomma che va molto di moda l'intelligenza artificiale, si nutre di quello che trova anche online, quindi avere aggiornati questo tipo di elementi o di variazione di informazioni. Ecco che allora nel lavorare su destinazioni e bacini, uno stimolo, poi passiamo alle destinazioni, non vedo ancora collegato, che so che si unirà poi a noi anche Verona e Dolomiti, si collegheranno presto, ma vengo anche solo come riflessione sul volti e fronti dello shopping tourism. Abbiamo alcuni che vivono o non vivono in Veneto. Abbiamo alcuni che sono già presenti in Veneto, sono già turisti arrivati e magari c'è una giornata meno favorevole dal punto di vista meteorologico e vogliono fare qualcosa di diverso. Turisti che già vengono e forse già qualcosa shopping fanno e potrebbero farne di più o scoprire dei prodotti diversi e nuovi. Anche solo cominciare a dividere tra questi tre, diciamo così, fronti, ci porta poi ad azioni diverse, perché è molto diverso con chi è in destination e già in luogo, gli devo dare delle informazioni rispetto a chi magari è a casa e potrebbe essere stimolato a visitare un luogo, un'area o dormire in un luogo, in un'area, magari anche perché sa che può fare qualcosa di diverso. Ecco allora qualche primo spunto a lato opportunità. Per chi è già in Veneto, messaggi semplici, l'opportunità, perché dovrei farlo qui? Ma che vale per qualsiasi, come anche qualsiasi ristorazione o acquisto, qualsiasi cosa, perché dovrei farlo qui rispetto a quello che oggi magari posso fare a casa? Così come contenuti, magari tagliati su motivazioni prevalenti o passioni personali. È più difficile, è più sofisticato? Probabilmente sì, ma è quello che oggi è richiesto per cogliere al meglio l'opportunità di flussi che comunque vengono e che, se stimolati correttamente, vedete al centro altre opportunità, ispirazioni nuove, posso provare ad orientare in una direzione così anche di maggiore interesse. Sicuramente di chi vince, perché viaggiare in Veneto per shopping, questo è un tema nuovo, a volte sono sfide anche un po' più complesse quando è in competizione anche con altri luoghi, ma ci si potrebbe lavorare. Se intercetto chi è già in Veneto, chi non lo è, ecco, vedo intanto Valentina che si è collegata, di andare oltre i contenuti e di far capire
in cosa può essere più esclusivo l'acquistare o fare shopping in Veneto. Con questo poi come collegamenti e diciamo così spunti aggiuntivi in più poi li troverete anche nei lato contenuti. Io l'atto dal punto di vista diciamo così, della presentazione mi fermo qui. So che c'è Valentina che si sta Sì. adesso collegando. Ci Non so se sono Stefano sia volevi aggiungere, Valentina, prego. no, ci sono sia Valentina ma anche Luca, e quindi Ah, non hai lo vedo entrambe ancora. le destinazioni che ti stanno seguendo, ti ascoltano, con Ah, le ok, quali vedo, puoi non la vedo ancora in interloquire. collegamento, vedo, eccolo qua, vedo Ecco intanto Valentina. Ah, eccolo qui, vedo che Buongiorno, ha collegato, buongiorno. ma non lo vediamo. Non so se forse lato e l'invito che faccio a Fondazione Comunica magari va abilitato come relatore, perché è all'interno e che non lo vediamo ancora, quindi non riesco a passargli la parola, però nel frattempo, visto che c'è Valentina, mentre risolviamo con Verona, eccolo che è entrato, eccolo qui, che è entrato Garda, per cui nel frattempo che si attiva la telecamera, Valentina, una prima cosa che chiederei a te, e ringrazio insomma per questa idea di coinvolgere anche territori e destinazioni meno scontate sul tema dello shopping, anche se molto c'è da dire. Allora, la domanda che ti porrei su questo tema è, siccome ci sono nel coinvolgere, nel parlare di shopping, a volte tocchiamo eccellenze locali, produttori, a volte sono artigiani, ma che non nascono verso il turismo. Allora, che poi sono quelli che cercano i turisti, andare a vedere in luoghi che non sono vocati naturalmente sul turismo, sono quelli che hanno magari anche più forza. Se oggi trovi verso di loro più interesse a farsi coinvolgere, più attenzione su cosa lavorare, visto che comunque la componente shopping è fatta anche di questi soggetti che naturalmente non nascono per accogliere e dialogare con i turisti. Sì, grazie innanzitutto, buongiorno a tutti e grazie per questo invito e per l'opportunità di dialogare con voi su questi temi molto interessanti. Per quanto riguarda le Dolomiti Bellunesi, noi siamo un'area, diciamo, caratterizzata da una vocazione manufatturiera, che è legata ad alcuni distretti, produttivi che hanno lasciato il segno nel nostro territorio e c'è una riscoperta dell'identità del territorio che passa attraverso anche un riconoscimento del valore di questa identità legata ad alcune capacità del fare. Capacità del fare che in passato forse sono state un po' poco considerate in un percorso che ha visto alcune generazioni voler intraprendere percorsi diversi. Invece adesso c'è un recupero delle tradizioni e anche un orgoglio di portare nel mondo del turismo la narrazione, la storia e l'identità legata a queste tradizioni. In particolare, naturalmente, voi sapete che nel nostro territorio c'è tutto il settore dell'occhiale, il Cadore è rappresentato da una forte capacità e conoscenza del fare legata ad alcune attività produttive che per esempio adesso sono state coinvolte in un progetto che riguarda l'apertura delle imprese al turista attraverso percorsi di visita aziendale, apertura di musei aziendali, showroom e quindi noi ci stiamo interfacciando con loro perché riteniamo che l'esperienza della visita in azienda possa rappresentare una forte attrattiva per il turista e il visitatore che è affascinato dalle nostre montagne, però passa attraverso delle valli che raccontano questa storia. Ci è già capitato di ospitare alcuni buyer internazionali che mentre stavamo andando a visitare le Dolomiti come sito UNESCO si sono soffermati, ci hanno chiesto informazioni proprio su alcuni edifici di Luxottica, altre imprese insomma produttive, chiedendoci di raccontare questa storia. E poi abbiamo anche diversi musei, c'è il Museo dell'Occhiale ad esempio da visitare, quindi è importante collegare la narrazione poi ad una visita ad alcuni imprenditori locali che possano anche appunto raccontare veramente o far vedere addirittura come si producono alcuni manufatti, alcuni oggetti. Qui parlo per esempio anche del settore dell'artigianato che è molto importante e effettivamente sarebbe molto bello poter rafforzare poi tutta quella parte che è anche legata alla vendita di questi prodotti e quindi allo shopping. In questo senso, prima di questo webinar ho analizzato anche un po' i dati di Mastercard, quindi i livelli di spesa, i trend di spesa del turista in destinazione, dati che abbiamo grazie proprio a un accordo con la regione suddivisi in modo disaggregato anche per comune e per aree. E vorrei solo rilevare che per esempio
noi come DMO dobbiamo stare anche molto attenti a quella che è l'offerta turistica e la vocazione delle sottodestinazioni, perché i trend di spesa cambiano notevolmente. Quindi abbiamo per esempio, ho qui sotto mano ad esempio i dati di Cortina che ovviamente hanno diciamo, dei comportamenti del turista che valorizzano la spesa, soprattutto in abbigliamento, intrattenimento e shopping, che rientrano nelle prime 5, per esempio, categorie di spesa della destinazione, oltre all'accommodation che rimane sempre primo. Però poi abbiamo aree come la Val Belluna, dove per esempio, dato che è caratterizzata da un'offerta molto diffusa anche extra-alberghiera, dalla presenza di molti campeggi, il comportamento di spesa cambia notevolmente, quindi c'è maggiore attenzione alle specialità alimentari locali, alle eccellenze enogastronomiche, e quindi il tema dello shopping, prettamente inteso, cala a livello di livello di spesa rispetto a altre voci. Questo non significa che non si possa intercettare questo trend, naturalmente le categorie di prodotti che saranno vendibili e saranno offerte varieranno nelle varie categorie. Ma c'è Concludo c'è- dic c'è- c'è anche un tema anche di tipologia, no? In questo momento in cui si sta andando anche verso una montagna in cui avrà lo sport, diciamo così, olimpico e non al centro, naturalmente è su dei tematismi particolari che magari si può fare ancora più la differenza. Sì, sì, assolutamente, anzi grazie per questo spunto, perché noi stiamo lavorando molto sulla vocazione sportiva della destinazione. Tra l'altro ospiteremo a breve la seconda edizione del Business Forum dello Sport, che è un evento organizzato da Confindustria molto interessante, dove quindi la crescita dell'offerta turistica legata allo sport potrebbe connettersi molto bene a tutta la filiera, diciamo, dell'offerta delle aziende locali per quanto riguarda i prodotti legati alle componenti sportive, abbigliamento, occhiali, o anche per esempio abbiamo vicino il distretto dello Sport System, che è molto interessante da questo punto di vista. Quindi inoltre come destinazione stiamo lavorando sul brand per trasferire il brand turistico proprio ai prodotti, un po' come fanno anche i nostri vicini di casa, con protocolli di intesa e disciplinari dedicati, sempre sotto il marchio ombrello poi della Regione del Veneto. Quindi questi sono sicuramente gli scenari che ci vedranno coinvolti in questo settore in futuro, in un ambito per cui le esperienze, quindi il prodotto turistico, passerà attraverso anche interlocutori non necessariamente turistici, che accompagneremo, speriamo anche grazie ai Web Angel, in un percorso di coinvolgimento affinché venga anche comunicato in modo corretto quello che il turista vuole sapere da parte dei settori non prettamente turistici e produttivi. Grazie Valentina, sicuramente il tema dell'informazione che sia digital ma anche fisica, perché poi ce n'è molto bisogno, e che sia soprattutto aggiornata, perché poi dicevo prima su un tema di AI o di anche catturano quello che c'è disponibile. Se non aggiorniamo, se non presidiamo bene cosa comunichiamo, rischiamo poi di come dire, che arrivino delle informazioni sbagliate, soprattutto quando abbiamo visto prima dai dati quanto interesse c'è nell'informarsi verso i luoghi in cui poter fare certe cose o vivere. Se non li informiamo e non lo sanno, non diamo per scontato, altrimenti poi certi comportamenti attesi non sarà possibile che avvengano. Io ti ringrazio molto, so che c'è anche un altro evento, appuntamento che dovete seguire in sede fisicamente, per cui intanto grazie della tua testimonianza. Vi E ringrazio, rimango collegata in movimento e vi ringrazio intanto. grazie, grazie mille della prospettiva Dolomiti. Passiamo a Verona e quindi con Luca, Luca Caputo, direttore con cui siamo collegato. L'area del veronese, del Garda, ha, se ci pensiamo anche solamente ai frantoi, le cantine, le vie d'arte di alcune delle città d'arte dell'area Verona e non solo, lo shopping è un po', le opportunità shopping sono pervasive di tutta l'area. Allora, vi chiedo quanto riconoscete come importante questo binomio per la destinazione tutta. Buon pomeriggio, grazie, sì, Anthony, grazie per averci coinvolto. Insomma, da questo punto di vista ho ascoltato anche ben prima, al di là di alcune problematiche che abbiamo risolto, quindi vi chiedo scusa se non ero entrato con il link, ma adesso ci siamo. Ma era interessante ascoltare quello che hai detto, perché il grande tema oggi è che, almeno dal mio punto di vista, è difficile, cioè, dire che cos'è shopping tourism, no? Il tema è
che siamo in un'evoluzione di prodotto, nel senso che anche quando parliamo di turismo enogastronomico, spesso la provocazione che faccio è che cos'è il cicloturista, quindi abbiamo sfumature per cui quella cosa lì, come dicevi tu, o la si fa diventare un prodotto con una comprensione poi degli attori chiamati in causa, altrimenti rimane qualcosa di non governabile o che il turista scopre per caso, per sua passione o per tutto quello che ci siamo detti prima. Qui ci sono due aspetti. Uno, che quando parliamo di shopping, spesso parliamo di dinamiche che spesso non sono valutate quando parliamo di turismo, ma che di fatto c'entrano col turismo. Per farvi un esempio banale, per me lavorare sul prodotto shopping tourism è lavorare sul valore, per esempio, qui delle botteghe storiche a Verona, che da un punto di vista anche di connessioni sono dentro l'assessorato al commercio, quindi no, cominciare a creare anche delle sinergie che da fuori sembrano banali e scontate, ma significa cominciare a parlare con reparti trasversali che spesso col turismo, come dire, sono compartimenti stagni. Quindi andare a passare da quello che è stato pensato come botteghe storiche per il commercio a trasformarlo in fruizione turistica, ci vogliono dei passaggi che al di là delle tecnologie che comunque sono importanti, degli strumenti che diceva prima la direttrice Valentina, con cui stiamo sperimentando anche grazie insieme a Regione, grazie a Stefano, sul tema diciamo, della piattaforma Mastercard, al di là di quelli che oggi sono, grazie a Dio, delle possibilità proprio di vedere in tempo reale come si sta distribuendo lo shopping sul territorio, poi abbiamo proprio dei veri e propri prodotti da monitorare. Quindi sul territorio veronese, hai detto tu prima, è un territorio sconfinato, nel senso che comprende la Godigarda, la pianura dei Dogi che turisticamente cioè, non si vede turistica, ma in realtà da un punto di vista dello shopping ha i prodotti tipici o industrie che lavorano da questo punto di vista, per cui paradossalmente esistono dei flussi turistici di business che noi non conosciamo o che non riteniamo tali e che invece presidiati o lavorando sul prodotto, sui prodotti tipici diventano shopping tourism. Quindi è interessante perché da questo punto di vista ci sono delle realtà che già stiamo veicolando attraverso la creazione di esperienze, ma poi ci interessa anche capire come un certo mercato spende, perché quando tu parli di turismo cinese spesso è in drastico calo perché magari gli operatori non utilizzano gli strumenti Alipay piuttosto che WeChat, quindi significa anche entrare a parlare da un punto di vista, se No, sei no, ma d'accordo, la comprensione del fenomeno, capire cosa sta dietro, come avvengono le dinamiche esatto, è e molto, quello, molto. ma questo anche per chi sia di fonte dati, di numeri, capire cosa mi racconta quel dato, cosa ci sta dietro, insomma, oltre al dato numero di approfondire questa curiosità, sicuramente è un primo passo per coglierne ancora meglio l'opportunità. Oppure, come dire, fare un lavoro con tutti quelli che utilizzano il meccanismo del tax free, cioè anche, esistono, no? Anche rispetto ad alcuni mercati qualcosa che facilita e quindi fare formazione sugli operatori da questo punto di vista è importante perché ovviamente la risposta del territorio non si è legata solo a un operatore che utilizza l'ePay piuttosto che il tax free. Quindi da questo punto di vista è come se avessimo in questo momento rispetto allo shopping tourism due livelli che nel lavoro continuo alla destinazione, almeno per quello che ci riguarda, è un lavoro che va sempre più portato dentro una visione globale. E allora quello che, per esempio, dicevo prima, è un prodotto legato allo shopping tourism nelle botteghe storiche, per noi può diventare valore perché da quel prodotto possiamo tirare fuori anche N esperienze turistiche, quindi non solo la spesa che si fa, ma anche il fatto che posso andare nella coltelleria storica a far vedere il laboratorio su come si crea un coltello, quindi far partecipare il turista insieme al fatto, come diciamo prima, che possiamo unire anche diciamo, delle considerazioni Sì, su sì, dove è stata spesa, anche rispetto a un evento, no? È interessante rispetto all'evento lirico e stralirico, vedere magari dove si è distribuito di più la spesa turistica quando è venuto, so, i Simple Minds piuttosto che l'opera prima. È molto interessante da questo punto di vista. Insomma, hai già un po' una domanda che mi verrebbe di chiederti, secondo te, come, diciamo così, aree, ma un po' su cui pensi si possa far meglio, pur sapendo che il doppio binario è anche di medio-lungo, che è anche istituzionale, far dialogare soggetti diversi nel lavoro, insomma, anche che realizziamo per chi cerca oggi, c'è una partnership, per esempio, nazionale con l'ENIT, con il Ministero, proprio perché tengano più presente l'esistenza di questo, pur con le tante azioni che vengono fatte poi nel quotidiano spot, ma per fare davvero la differenza a volte c'è un lavoro di medio-lungo, invece su quelle un pochino più nel breve, anche magari derivante da bandi, da attività che ci sono, che pensi si possa far meglio già magari quest'anno, dove vedi dei fronti su cui lavorare? Guarda, c'è una grande, anche grazie a un bando che è stato finanziato da Camera di Commercio
un bando enti terzi, con alcuni territori, per esempio, l'area anche delle aree, mi viene in mente adesso San Martino Buonalbergo, piuttosto che realtà che di fatto si rendono conto di vivere di turismo business, perché magari le imprese, le industrie sono quelle che poi vengono conosciute all'estero, quindi abbiamo effettivamente un tipo di turismo che viene, compra magari in quell'azienda che non è considerata all'interno di un fenomeno turistico, ma per noi è molto interessante e ci va a lavorare su tutto un tipo di prodotto che è oggettivamente legato allo shopping tourism. Quindi da questo punto di vista stiamo avendo delle ottime risposte. Ovviamente lo dico perché laddove c'è, passare in termini, la pancia meno piena, c'è più capacità di reazione, no? Da questo punto di vista. Era un po' quello che dicevamo all'inizio, no? Adesso purtroppo l'Italia ha beneficiato e beneficia le nostre aree di grandi fattori di attrattiva che un po' ci hanno impigrito rispetto a luoghi che invece hanno dovuto inventarsi delle vocazioni, lavorarci e quindi si sono Esatto. messi anche da un po'. Però questo non vuol dire che non possiamo, anche in una fase in cui si fanno Anzi, delle scelte, magari anzi, scegliere di dedicarci su questo perché magari ci crea dei coinvolgimenti anche a soggetti certo. nuovi o più trascurati rispetto magari al grande attrattore classico che oggi forse può andare un pochino più di inerzia. Certo. E soprattutto ripensare, magari questo è, come dire, un laboratorio di pensiero, ripensare anche in città laddove magari avvengono più, diciamo, ci sono più flussi turistici, pensare anche a luoghi dove raccogliere quello che è un po' il tema del dire, guarda, attenzione perché l'artigianato, che magari fisicamente è da tutt'altra parte, è un qualcosa che Verona esprime, e quindi magari qualcosa che a 20 km, a 15 km, quindi stiamo lavorando molto con la parte del Sud-Est veronese sulla parte artigianale, ma proprio perché in questo momento qual è il grande tema? È che bisogna lavorare su chi ha più reazione da questo punto di vista per aiutarti a costruire un prodotto completamente nuovo, perché questo si Un'ultima tratta. prima che passo poi a Daniela, così rimaniamo anche nei tempi di questo webinar e ringrazio un po' tutti quelli che sono rimasti ad ascoltarci. Diciamo, su questo tu trovi più sensibilità oggi di questi soggetti a farsi coinvolgere o... Allora, di fatto sì, perché per tanti motivi strutturali, economici e per la difficoltà di comprendere il mondo di oggi, perché prima individualmente ognuno poteva andare no, a essere in qualche modo competitivo sul mercato. Secondo me il venir meno è sempre più la necessità di un connubio tra turismo e commercio, tra turismo e shopping è evidente perché, ripeto, mentre prima si era competitivi, oggi le grandi imprese o i piccoli cominciano ad avere le problematiche. Quindi parlare come sistema destinazione è forse più interessante. Da questo punto di vista, devo dire, la disponibilità comincia a esserci. Grazie e poi magari Luca, adesso siamo in finora, se viene qualche battuta invito Sì, chi ha domande comunque sempre se vuole scrivere qualcosa di curiosità, altrimenti poi un po' tutti noi rimaniamo a disposizione anche successivamente ai tempi di questo webinar e ne abbiamo un po' parlato anche prima Daniela di comunque MacArthur Glen, di un attrattore, di un centro che fa di questo binomio il motivo per cui tutta una serie di persone vengono. Ho mostrato prima un dato collegato a paesi, nazionalità anche interessanti che uno non si aspettano siano tra le prime tre per certi mercati, questo sicuramente è frutto del lavoro che realizzate. Allora parto dalla domanda con cui ho finito con Luca, quanto oggi c'è un po' più, voi come operatore, come soggetto anche conosciuto nel territorio, quanto trovate più sensibilità di operatori, di alberghi, di strutture, di dialogare con voi, conoscendo le opportunità che ci sono, oppure se tutto sommato è abbastanza costante, non trovate una crescita di interesse negli ultimi anni? Ma c'è sicuramente, buonasera a tutti innanzitutto, c'è sicuramente una crescita perché si comincia a comprendere quanto l'effetto sistema sia rilevante per portare benefici territoriali. Cioè il nostro fenomeno, quello dello shopping to court, nasce, come dicevi tu Anthony, nel 2000 con Serravalle, si è come dire, sviluppato ed è cresciuto e oggi conta in alcuni business come quello di cui stiamo parlando oggi, di 90 di Piave, più del 50% dei volumi che arrivano dal turismo e quindi ha assunto una massa critica particolarmente importante. Questo cosa comporta? Comporta la necessità di un territorio inizialmente di adeguarsi, perché c'è un impatto inevitabile su alcuni settori che possono essere quello della ristorazione, quello della logistica, quello dell'ospitalità e lo vediamo anche in un'isocrona di riferimento molto piccola che è quella del Basso Piave. Poi dopo la necessità di adattarsi si guarda anche all'opportunità. Oggi
la maggior parte dei mercati, che siano del segmento MICE, quindi quello fieristico, comunque che abbina il business al leisure, che sia quello esclusivo di turismo dedicato allo shopping, come in alcuni casi anche quello quotidiano proveniente dai paesi come la Slovenia, come la Croazia, piuttosto che sia quello vacanziero, presenta una domanda aggregata di un qualche cosa che non è solo il turismo, solo il cibo, solo la visita di arte e cultura, ha bisogno di un qualche cosa di più sistemico. Per diversi ordini di motivi, a volte non c'è la consapevolezza, quindi il cliente che arriva dall'altra parte del mondo, noi ci aspettiamo che comprenda la differenza tra di qua e di là dal Piave, piuttosto che tra la provincia di Belluno e quella di Udine. Probabilmente per alcuni turisti sapere dove è collocata l'Europa è già un grande risultato, ma non per ignoranza, ma perché siamo piccoli, siamo molto piccoli, per cui il desiderio di conoscere passa anche da quello che raccontavi tu prima, di dare le informazioni giuste che servono, precise, giuste che servono. Quindi gli operatori oggi lo hanno compreso questo. Noi facciamo un lavoro a livello di territorio abbastanza importante e granulare con i nostri vicini di casa, che siano le istituzioni, che sia Venezia, che sia il comune di riferimento, che siano le cantine, quindi i produttori vitivinicoli del territorio, perché c'è proprio questa domanda e troviamo un'ottima risposta di territorio quando c'è comprensione. Sì, non in tutte le aree, in alcuni casi veniamo ancora visti come un elemento competitivo, ma in molti casi invece veniamo vissuti come un valore aggiunto, anche perché nel nostro caso noi con agenzie di rappresentanza in tutto il mondo abbiamo interesse a comunicare la bellezza e la bontà di una visita in questo territorio piuttosto che in altri, ed è un fattore poi determinante nella scelta della vacanza, perché è l'aggregato, l'offerta aggregata che poi fa propendere per una visita da una parte piuttosto che dall'altra. Non è il solo shopping, non è il solo museo, ma è tutto quello che c'è da fare e da esperire durante la vacanza. Per cui, insomma, stiamo andando avanti in questa direzione e devo dire che le cose pian pianino si stanno muovendo nella giusta direzione. E Daniele, ti chiedo, siccome comunque siamo sono passate un po' di festività, di ponti, anche di vacanze, di loro che sono stati anche intensi per centri come il vostro, se state da questo inizio 2025 come comportamenti di ospiti che accogliete, state vedendo notate qualcosa di interessante da condividere? Compatibilmente con la caduta delle festività, quindi la Pentecoste che è diversa, insomma una parte rilevante del nostro mercato oggi è quello tedesco, per cui la stagione deve ancora in maniera rilevante partire. Notiamo una differenza a cavallo degli anni, cioè uno spostamento, un'attenzione maggiore ad alcuni elementi salienti. Intanto dov'è la produzione, dove sono i distretti. Parlava prima la collega di Cortina del tema dei distretti e c'è un interesse. Ho sentito diversi clienti nei nostri punti vendita chiedere: ma questo viene fatto in Italia? Ma questa è un'azienda italiana? E quindi c'è una domanda crescente, non è il caso di averli sentiti io in prima persona che fa la storia, ma è quello che viene fuori anche dalle ricerche di mercato. Per cui in business come i nostri, dove anche i marchi internazionali poi producono nella Riviera del Brenta, producono l'occhiale dalle nostre parti, piuttosto che il jeans, piuttosto che la calzatura, è un valore aggiunto importantissimo. Quindi c'è una domanda di prodotto e di produzione che ha una storia italiana, non solo per un tema di autenticità, ma per un tema di rispondenza a una cultura che è estremamente importante. C'è una diversificazione della domanda perché cambia lo stile di vita delle persone, per cui se il lusso è un elemento attrattivo importantissimo per noi, c'è anche tutta la parte di lifestyle, di sportswear che muove tanto e sempre di più l'interesse dei nostri visitatori, anche turisti, cioè notoriamente il turista viene, compra il lusso italiano. Oggi si sta interessando anche a qualcos'altro. Poi questo dipende dal grado di evoluzione del turismo, cioè il paese che approccia lo shopping tourism senza saperlo, ma per la prima volta, probabilmente segue una narrativa che è quella più legata al mondo del lusso. L'evoluzione del cliente, l'evoluzione del turista, poi lo porta a voler scoprire qualche cosa di più, andare a
come dire, ad approfondire con un livello di granularità sempre più dettagliate, allora lì sì che si entra nel tema dell'artigianato, in un certo tipo di tematica che ovviamente diventa sempre più interessante. Quindi a tante nazionalità corrispondono comportamenti diversi, tutti evolutivi e che diversificano l'interesse per le categorie e fanno tanto focus sulla provenienza dei prodotti. No, questo della provenienza è sicuramente un tema di totale attualità, un po' per generale sul sistema produttivo, per anche quanto viaggia velocemente informazione o disinformazione su certi prodotti. Quindi, diciamo così, nel chiudere lato opportunità, sicuramente occasioni come questa, e ringrazio di nuovo, così andiamo anche verso chiusura nei tempi previsti, di approfondire, di cominciare a incuriosirsi per chi non già lo conosce, di magari interrogarsi un po' di più, sono la strada verso il cogliere l'opportunità, perché poi ce ne sono altre e anche e soprattutto con tempo, denaro, scelte da dover per chi si opera, per gli operatori da scegliere, si va a lavorare magari un pochino in maniera un pochino più mirata che forse può portare poi ai risultati più interessanti e più soddisfacenti. Lascio la parola nel ringraziarvi ancora per averci seguito fino alla fine a Stefano Marchioro per la chiusura e grazie. Grazie, grazie molte Anthony Lassalandra di Risposta Turismo, veramente molto interessante questo panel a cui hanno preso parte anche Daniela Briccola, Valentina Coleselli e Luca Caputo. Spero che, diciamo, anche per chi non ci ha seguito in diretta risulti un argomento utile per il prosieguo della propria attività. Anche Regione Veneto è impegnata in questo aspetto, ricordo che stiamo lavorando al marchio derivato del marchio Ombrello sulla filiera dell'agroalimentare, proprio in ottica anche poi di abbinamento prodotti e commercializzazione dei prodotti e appunto l'immagine del Veneto come macro destinazione. E credo che questa di oggi sia anche un'opportunità per far riflettere, come dicevano entrambe le destinazioni, sul binomio turismo e shopping anche in ottica di prodotto. E in questo senso anche il bando, diciamo, rivolto alla creazione di reti di imprese e club di prodotto nella forma di reti di impresa, ce n'è uno in scadenza adesso, diciamo a metà giugno, ma soprattutto la prossima edizione potrebbe essere un'occasione da cogliere proprio per avviare un Volentieri. ragionamento sul prodotto. Credo anche il tema, diciamo, mettere insieme botteghe storiche, ma anche outlet e diciamo fruizione del territorio della destinazione sia assolutamente un tema potenzialmente interessante. Grazie davvero, appuntamento per chi ci vorrà seguire, per chi è a Vicenza l'11 giugno pomeriggio, in una tappa di Digital Tourism in presenza. Grazie ancora e a presto.